essere onesto, San Vito al Tagliamento mi ha lasciato piacevolmente sorpreso, è molto più interessante e particolare di quanto mi aspettassi. Mi ricorda per molti versi Spilimbergo e Gradisca, e anche un pochino Udine. Qui elementi medievali, rinascimentali, liberty e moderni si amalgamano in maniera piacevole. Non vi annoierò con dettagli storici e quant'altro perché sono stanco e non ne ho voglia sinceramente. Però se siete da queste parti fate assolutamente un salto qui a San Vito perché merita davvero. Per il resto, lo sapete già, se avete altri vlog da consigliarmi lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.